Allora, oggi grande giornata, lanciamo il marchio d'area della nostra destinazione turistica, Terre di Asolo e Montegrappa, e abbiamo deciso di lanciarlo nel vero senso della parola, nel senso che siamo qui a Borso, che assieme al comune di Romano per i prossimi 4 giorni ospita il trofeo Montegrappa, uno dei più grandi appuntamenti del volo libero, e in occasione appunto dell'apertura di questo grande trofeo abbiamo creato 2 vele con il marchio d'area, che sono quelle date alle 2 scuole di volo e sono quelle che fanno poi il volo a 2, per cui chiunque farà l'esperienza del volo libero volerà con la vela che porta il logo appunto Terre di Asolo e Montegrappa. Questo per lasciare anche un ricordo a tutti coloro che si approcceranno a questo bellissimo sport come il volo libero. Sì, certamente dall'alto non ci sono confini territoriali, comunali e provinciali, come diceva il collega Simone. E l'obiettivo è proprio quello che le amministrazioni, ma le comunità più che le amministrazioni, che nasca proprio dal pensiero della comunità, di tutte le comunità, di condividere queste esperienze, questi momenti di aggregazione nell'interesse esclusivo di tutto il territorio. E per Borso del Grappa è un'occasione straordinaria, questa legata al turismo e al volo libero in particolare. Dobbiamo avere conoscenza che l'11% del prodotto interno lordo è rappresentato dal turismo, perciò un valore assoluto. Turismo non vuol dire solo volo, non vuol dire solo 2 ruote, ma vuol dire anche enogastronomia, prodotti tipici locali. Perciò ecco, lancio anche l'appello a partecipare al Gustagiro di lunedì di Pasquetta, di lunedì 18, che vedrà proprio la frazione di Semonzo pronta ad accogliere tantissimi turisti per una degustazione di prodotti tipici locali esclusivi e unici del nostro territorio. Speriamo che tutti i bei discorsi di oggi, che sono stati veramente tanti e molto anche condivisibili e forti, si traducano quanto prima nella realtà che noi tutti auspichiamo. Romano de Zelino e la comunità di Romano de Zelino sono al termine della provincia di Treviso o se vogliamo dire all'inizio della provincia di Vicenza, ma questo è solo un confine politico. Dal punto di vista territoriale, dal punto di vista della comunità di intenti e dell'unità delle comunità, quest'oggi, visto dall'alto con il volo, che è stato anche il mio battesimo del volo, ho potuto ammirare e apprezzare quello che è di fatto tutto un territorio che dà il suo massimo splendore in queste occasioni, cioè quando si promuove ed è in grado di raccontare e narrare ai turisti e a chi ci viene a incontrare qual è l'insieme di bellezze che ci caratterizzano, quelle enogastronomiche, quelle sportive e quelle naturalistiche, un insieme di valori e di opportunità che secondo me sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista economico possono dare molto e molto di più a tutti noi, a tutta la comunità, ma soprattutto al territorio nel suo complesso. È importante vivere in un territorio che presta attenzione a quello che è la sostenibilità del territorio, a una qualità di vita alta, a una vita che diventa slow, perché adesso siamo abituati a correre in continuo, abbiamo bisogno insomma di quei momenti per noi. E questo territorio ha queste caratteristiche, ha le caratteristiche di un territorio volto alla biodiversità, basta guardare le nostre peculiarità enogastronomiche, ma non solo, è un territorio volto all'ambiente, è un territorio volto a una vita tranquilla e piacevole, che queste penso siano le caratteristiche anche per un turismo che viene qua da noi. Quindi il territorio parte dai cittadini, perché i cittadini devono star bene nel proprio luogo dove vivono quotidianamente, e questo vuol dire che porta poi conoscenza e porta anche valore a un territorio che si presta ad accogliere sempre più turisti vogliosi di fare esperienze. Ma il GAI sta lavorando, come dicevo prima al convegno, su tutto il territorio dell'Alta Marca, perché il GAI comprende ben 22 comuni e quindi tutte le iniziative che nascono in questi comuni sicuramente sono seguite dal GAI e non solo, anche aiutate. Ecco, io personalmente trovo che ci sia un distacco tra quello che è l'operato degli amministratori che si stanno in questi anni impegnando tantissimo, tant'è vero che tutto il territorio dell'Alta Marca sta crescendo di visibilità a livello nazionale e internazionale, e quello che è il sentore della popolazione che ancora non ha ben capito questa trasformazione, questo passaggio. E qua bisogna attivarsi tutti insieme, magari coinvolgendo le scuole e coinvolgendo tutta la popolazione proprio nel spiegare a loro cosa stiamo facendo e quali sono le nuove opportunità. Beh, è compatibile perché intanto è uno sport privo di motori, per cui più che ecocompatibile.
e non disturba per niente la natura circostante, per cui lo sport adatto al grappa. Seconda cosa, perché è compatibile, perché in termini di presenze, le presenze provengono soprattutto dall'estero, per cui garantiscono molti soggiorni e il turismo è fatto di soggiorni soprattutto.